E grande successo per la borsa locale del turismo organizzata a Ploaghe dal GAL Anglone Coros, una decina i tour operator provenienti da tutta Europa che per 4 giorni hanno visitato il territorio, dai siti di interesse culturale e naturalistico alle aziende agrituristiche fino alle strutture ricettive, con l'obiettivo di sperimentare il valore di un turismo lento e rigenerante e costruire una destinazione turistica nelle aree interne e rurali dell'isola. Un viaggio alla scoperta non solo di servizi, ma di tutto ciò che rappresenta identità, tradizione e autenticità, allo scopo di avvicinare domanda e offerta. Sono stati 4 giorni molto intensi, 11 buyer hanno visitato 31 luoghi, 31 tappe, 31 imprese, 31 attrattori turistici dell'Anglona e del Coros. La borsa locale del turismo è un'occasione importante, una vetrina per promuovere i nostri prodotti turistici a livello nazionale e internazionale.